A che età hai iniziato a ballare e com'è nata questa passione? Allora, ho fatto delle lezioni quando avevo circa 6 anni, mi aveva iscritta mia madre e poi però prendevo sempre un sacco di malattie, stavo sempre male, ero un pochino debole. Allora ho cominciato a fare nuoto e a 12 anni ho iniziato seriamente, insomma, questo percorso. La mia passione è nata perché ho visto degli spettacoli, in realtà appunto degli Street Warrior, e vedendoli ho detto wow, mi piace, e allora mia madre ha detto va bene, dai, la iscrivo, vediamo come va. Poi comunque da bambina non sono mai stata brava a gattonare, in realtà ballucchiavo un pochino in giro per casa. Perché hai scelto proprio la break dance? In realtà non è che l'ho scelta, l'ho provata, mi è piaciuta, ho detto bene, è questa cosa che voglio fare, perché comunque mi fa sentire bene, è un movimento in cui io riesco ad esprimermi. Ho provato tante danze ma nessuna mi ha dato quello che mi dà la break e quindi insomma ci siamo trovate, non è che l'ho scelta. Sì, esatto. La difficoltà più grande che hai trovato durante il tuo percorso? Allora, le difficoltà più grandi che ho trovato in realtà derivavano un po' dalle mie insicurezze, dal oddio, potrei piacere o potrei non piacere, cosa posso fare per essere meglio di così, e quindi in realtà quelle sono state le problematiche un pochino più grandi, poi in realtà si sono sempre risolte tutto con l'aiuto comunque anche di altre persone. Cosa provi quando balli? Beh, provo un sacco di cose, sicuramente tutte positive, sono felice, mi sento libera, è come un po' camminare sulle nuvole, gli arcobaleni, così. Vorrei continuare a ballare, ad allenarmi, a girare il mondo, insomma, a fare più gare possibili, a portare il mio modo di ballare più in giro possibile, insomma. La persona che ti ha sostenuto di più nel tuo percorso? Non credo ci sia una persona singola in realtà, credo che tante persone mi hanno sempre sostenuta, può essere la mia famiglia, e poi comunque la mia squadra, gli istruttori, i miei insegnanti, ma anche alcuni compagni di classe, amici, in realtà mi hanno sostenuta un po' tutti.